Pronti? 1, 2, 3. E questa volta il segnale è valido con la velocità iniziale di Valentiniano che va a condurre Demon Bar al suo esterno che attacca la squalifica per Virtual Victory, insiste all'esterno Demon Bar, attacca e dopo 150 metri si avvantaggia e sfila al paletto dei 200 metri completati in 14,9. Il favorito dunque in vantaggio Demon Bar su Valentiniano. In terza posizione Vassallo che parte molto bene dalla seconda fila dello start, mentre in quarta posizione Tommy a precedere il più veloce del secondo nastro che è Victor Trio, poi Urder Ronco che ne ha preso la schiena. Victor Trio per corsie esterne, cerca di progredire dopo 500 metri. Tanto i 600 se ne vanno nell'ordine del 47,6 e ora siamo sulla dritta delle scuderie per il completamento del giro iniziale con Victor Trio che risale gradualmente. Intanto Demon Bar e Valentiniano nelle prime due posizioni, Victor Trio all'esterno, si trascina sempre Urder Ronco, mentre lungo la corda Vassallo è in terza posizione. Se n'è andato il chilometro iniziale in 1:19,2 con leader sempre Demon Bar. All'esterno ora comincia a premere Victor Trio, o perlomeno cerca di avvicinare Demon Bar e di affacciarsi sulla testa, mentre per corsie esterne c'è anche Azzurra Tab. Un quarto in 30,4 e siamo ormai a 650 dalla conclusione con Demon Bar che ha cominciato ad accelerare. Victor Trio comunque sempre lì all'esterno lungo la corda Valentiniano, mentre cala leggermente Vassallo, cerca di progredire. Intanto anche Ubico Castenada che scatta a 500 dalla conclusione, viene via in terza ruota Ubico Castenada. Intanto a 400 dal palo è sempre in vantaggio Demon Bar nei confronti di Valentiniano che sbaglia, mentre all'esterno Victor Trio, poi Ubico Castenada che progredisce all'esterno. Demon Bar in vantaggio, Victor Trio che ci prova ancora e dopo un percorso completamente esterno è ancora lì all'attacco di Demon Bar che entra in vantaggio addirittura d'arrivo, una lunghezza di margine a centropista, lo scatto anche di Ubico Castenada, finale con Victor Trio che insiste insieme a Ubico Castenada, battute conclusive, Victor Trio probabilmente sul palo, pizzica Demon Bar con vicino anche Ubico Castenada, ma è un arrivo molto stretto, i cavalli sono larghi fra loro, da rivedere sicuramente questo arrivo sicuramente emozionante con, vedete, Demon Bar e Edoardo Loccisano che fino in fondo cercano di reggere l'urto di Victor Trio che corre alla grandissima, se la fa tutta scoperta all'esterno sul traguardo. Victor raggiunge e probabilmente batte Demon Bar, mentre Ubico Castenada dovrebbe essere terzo vicino con al quarto Vassallo che precede Valentiniano, quindi 13, 4, 11, 9, 3 l'ordine d'arrivo ufficioso ovviamente di questo TQQ, con Victor Trio che davvero corre in maniera esemplare, tutta strada scoperto all'esterno, piega Demon Bar e al terzo finisce Ubico Castenada con bella progressione dalle posizioni di retroguardia. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, 13, 4, 11 con al quarto il numero 9 Vassallo, al quinto il numero 3 Valentiniano, ma naturalmente aspettiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. È tutto per questo convegno di corse dall'Arcoveggio, l'appuntamento è per domenica prossima.